Rimangono fuori dalla stanza dei bottoni i veneti, ma i più delusi, però, sono gli elettori del Partito Democratico che con il Conte bis erano ampiamente rappresentati con gli incarichi di Andrea Martella, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Achille Variati agli interni, Pierpaolo Baretta all'economia. PD dunque a bocca asciutta, amareggiato ma pronto a far sentire la propria voce a Roma, come conferma il segretario veneto Alessandro Bisato. È totalmente poco giustificabile che non ci sia comunque nessun rappresentante del Partito Democratico del Veneto, visto che avevamo 3 sottosegretari uscenti e quindi, come avevamo auspicato in una lettera scritta condivisa con tutta la direzione regionale, ci saremmo aspettati almeno un componente veneto o una componente. Va aperta una riflessione interna al partito a livello veneto e ribadiremo nelle sedi opportune che facendo così il partito del Veneto è sempre più destinato a non avere ruolo in questa regione. Il rammarico per l'assenza, politicamente rilevante, di esponenti del PD nel governo in rappresentanza di un territorio importante come il nord-est prescinde dalla mia persona, ha scritto in mattinata Pierpaolo Baretta. Per parte mia, ha aggiunto, ho cercato sempre di assolvere i miei doveri con il massimo della dedizione e delle mie possibilità. Nel gioco degli equilibri, delle larghissime intese, il PD dunque esce acciaccato, ma nel concreto, spiega Bisato, al di là dei nomi e dei simboli a perderci saranno i cittadini, per i quali i rappresentanti veneti stavano portando avanti dei progetti. Achille Variati era sottosegretario agli interni e con una delega specifica agli enti locali stava lavorando al testo unico degli enti locali, quindi è un lavoro a metà che ci dispiace non possa essere portato a termine. Lascio con un solo rimpianto, ha detto in serata proprio il vicentino Variati, non aver potuto completare la riforma degli enti locali attesa da 20 anni che ho avviato e che oggi è necessaria per garantire la modernizzazione e semplificazione del funzionamento di comuni e province. Delusione anche in casa Lega e Movimento 5 Stelle con i nomi di Massimo Bitonci, ex sindaco di Padova, e Francesca Businarolo che ieri sono girati a più riprese ma che poi non hanno trovato conferma.